Nel mito, Venezia appare sin dall'inizio come simbolo di saggio governo, originale nella sua struttura, non meno del suo impianto urbanistico. La singolarità dell'ambiente fisico in cui fu costruita le conferì un fascino eccezionale. Unica la città, unica anche la sua struttura statale. Tra le due entità vi è come un filo sottile di rassomiglianza. Nulla evoca un'impressione di disordine quanto la pianta di Venezia, o uno sguardo agli infiniti particolari stilistici, urbanistici, topografici e fisici della città lagunare. Eppure il risultato globale è profondamente armonico. La stessa sensazione di complessità e a volte di confusione ci offre uno sguardo dell'ordinamento istituzionale nei secoli del suo splendore. Basti pensare al sistema di elezione del Doge. Era il Maggior Consiglio l'organo sovrano della Repubblica. I suoi membri, tutti patrizi, raggiunsero il numero di 2000 nel 500. Era questo el Paron della Repubblica. Dal tardo Medioevo era questa l'assemblea che designava il Doge, con un meccanismo elaboratissimo che univa razionalità e sorte, meccanismo messo a punto nel 1268. Dai membri del Maggior Consiglio venivano sorteggiati 30 nomi. I 30 nomi erano ridotti ancora per sorteggio a 9. I 9 ne eleggevano 40. I 40 erano ridotti per sorteggio a 12. I 12 ne eleggevano 25. I 25 si riducevano per sorteggio a 9. I 9 ne eleggevano 45. I 45 restavano con un altro sorteggio 11. Gli 11 ne eleggevano 41. I 41 finalmente designavano il Doge. Le scelte per sorteggio, intercalate nella procedura elettorale, servivano a impedire la formazione di schieramenti partitici. Nonostante ciò, anche a Venezia non mancavano fazioni, ma la possibilità di poter condizionare a proprio vantaggio la macchina istituzionale costituiva da parte del singolo o di gruppi faziosi un'impresa ardua. Il sorteggio trascendeva la volontà terrena. Valeva a conferire all'eletto una specie di consacrazione divina, destinata a sopperire in qualche modo al mancato coinvolgimento del popolo nella gestione del potere. In questo palazzo un centinaio di dogi vi furono designati, altrettanti vi morirono. Uno, Marino Falier, che aveva tentato di trasformare Venezia in una signoria dispotica, venne decapitato. Qui si respirò il declino della Repubblica, quando il governo di tutta l'aristocrazia scivolò nell'oligarchia e nel Settecento un processo di decomposizione politica attaccò profondamente l'idea di gestione collettiva e consapevole della cosa pubblica e sortì una vita politica asfittica, impacciata, affaticata, quando l'effettiva elaborazione collettiva prodotta dall'intero patriziato diventò appannaggio e arbitrio di poche famiglie. Qui, nell'ultima adunanza del 12 maggio del 1797, il Maggior Consiglio accetta il diktat di Bonaparte e celebra la fine della Repubblica. Ma queste murature videro anche i momenti più fulgidi della Serenissima. Il patriziato veneziano da qui coordinò la conquista di un impero, resistette alla coalizione europea dei primi del Cinquecento, fronteggiò il Papa, Genova, l'impero ottomano, le signorie venete che volevano impossessarsi di Venezia.